tema dello sviluppo sostenibile, declinato nelle sue diverse componenti ambientali, economiche e sociali, sta assumendo una rilevanza sempre maggiore, tanto da essere considerato ormai un elemento indispensabile non solo nelle strategie pubbliche, ma anche in quelle aziendali. Il progetto MAS Veneto, presentato da Unioncamere del Veneto e finanziato dal Fondo Perequativo 2013 di Unioncamere Nazionale, con la partecipazione delle Camere di Commercio di Belluno, Padova, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza, ha permesso di sviluppare nella nostra regione i percorsi di qualificazione TF, il sistema di tracciabilità volontario delle Camere di Commercio italiane, elaborato per qualificare le principali filiere dell'economia italiana, in particolare quelle della moda, dell'edilizia e dell'abitare sostenibile. Il progetto MAS Veneto è finanziato dal Fondo Perequativo delle Camere di Commercio. Esso infatti è un progetto che tocca in pieno alcuni compiti fondamentali delle Camere, che sono quelli della tutela non solo delle imprese ma anche dei consumatori. La Camera di Commercio quindi non solo casa delle imprese ma anche casa del consumatore. Il progetto punta soprattutto a due settori, il settore della moda e il settore dell'abitare sostenibile, importantissimo l'argomento qualità e l'argomento anche della tracciabilità. Ricordiamo che queste sono competenze specifiche delle Camere di Commercio che vengono attuate in varie forme. Una di queste, recentissima, è la collaborazione con la Regione del Veneto, dove noi, come sistema camerale e come Unioncamere del Veneto, abbiamo fortemente sostenuto l'approvazione di una legge che si chiama Qualità Veneto. È una legge appunto di qualità dove l'ente regione insieme col sistema camerale di questa regione vogliono offrire dei prodotti di grande qualità, dei prodotti sicuri alle nostre imprese, dei prodotti quindi garantiti. Questa sembra una cosa scontata, ma invece non lo è. Infatti spessissime volte il consumatore si trova di fronte a dei prodotti che non hanno quelle qualità auspicate o promesse dall'etichetta, e questa è un'ulteriore competenza che noi sviluppiamo con questo progetto. Quindi questo è un progetto che ha come obiettivo principale quello, in particolare in questi due settori, ma anche in generale sempre sul tema della sicurezza e del controllo dei prodotti, di dare ai nostri consumatori delle garanzie di qualità, delle garanzie di sicurezza. Unionfiliere oggi è una risposta del sistema camerale alle esigenze delle imprese, soprattutto alla necessità di creare uno strumento per la qualificazione e successivamente la promozione delle imprese, e credo che questa sia la risposta migliore che in questo momento possiamo dare. Il mercato oggi è un mercato difficile, molto particolare, dove la competenza non è più sufficiente, occorre anche la promozione. E credo che attraverso questo strumento si possa raggiungere quegli obiettivi che ci siamo prefissati: qualificare e promuovere. Questo progetto vuole essere una promozione e quindi, come dicevo prima, una qualificazione delle aziende. Perché? Perché spesso non è più sufficiente fare un buon prodotto, occorre anche farle conoscere la storia, come questo prodotto viene realizzato. Noi abbiamo un grande valore che è il nostro saper fare, e attraverso questa TF, attraverso questo progetto, noi possiamo far capire a tutto il mondo, a tutti gli utenti, come noi riusciamo a fare i nostri prodotti, come li realizziamo, con quale metodo, con quale percorso e con quanta non solo passione ma anche competenza. Oggi abbiamo certificato 240 aziende che coinvolgono 1400 collaboratori. Può sembrare un numero limitato, in realtà è un numero molto molto consistente. Perché? Perché è un numero che seleziona le aziende attraverso proprio la loro capacità di rispettare certe regole dettate dalla certificazione, e serve soprattutto a valorizzare. Noi riteniamo opportuno, necessario e indispensabile che le aziende siano qualificate, e certe qualificazioni non possono essere probabilmente per tutti, ma solo per coloro che riescono a fare un salto mentale, e il salto mentale consiste nel capire che bisogna affrontare i mercati in maniera diversa. Il progetto MAS Veneto è un progetto pensato sulle filiere, sulla qualità del lavoro e dei prodotti nelle filiere, in particolare con due focus, uno quello dell'edilizia e dell'abitare, e quindi esteso anche al tema dell'arredo e dei complementi d'arredo, e l'altro verso il tema della moda, quindi la filiera della moda, che include anche un aspetto importante per la nostra regione, che è quello del settore orafo e dei metalli preziosi. Il progetto è stato un progetto che ha previsto alcuni percorsi di formazione
per quanto riguarda diciamo, i temi della sostenibilità, della valutazione del ciclo di vita dei prodotti, della definizione di specifici percorsi di certificazione, e in alcuni casi hanno permesso poi di approfondire il caso singolo, quindi andando one to one presso le aziende per verificare l'effettiva rispondenza di questi percorsi nei processi aziendali. L'obiettivo è stato quello comunque di, dove era possibile, arrivare anche a temi di certificazione, come nel caso che sta proseguendo della moda e della filiera Orafa, riferite al marchio volontario TF Moda, che è quello definito da Union Filiere. Nel caso invece dell'edilizia e dell'abitare abbiamo avviato tutta una serie di attività formative e di checklist in azienda, diciamo propedeutiche a percorrere prossimi percorsi di accreditamento, certificazione secondo diversi schemi che più si addicono alla singola realtà aziendale. La Nuovi Gioielli si occupa della realizzazione di gioielli, quindi partiamo da gioielli completamente artigianali, facciamo gioielleria con delle collezioni nostre, quindi realizzate, cioè ideate e realizzate da noi e commercializzate. Più dopo abbiamo un segmento dell'azienda che segue la realizzazione di progetti che ci vengono affidati da vari brand. Inizialmente siamo partiti con il mercato italiano, dopodiché abbiamo a mano ampliato, consolidato e ampliato, fin tanto che siamo arrivati oggi come oggi, purtroppo viste anche le vicissitudini del mercato, le ultime vicissitudini, a lavorare quasi per il 90% per l'estero. Ecco, quindi diciamo abbiamo colto subito la palla al balzo per aderire a questo progetto, in quanto riteniamo che mai come ora il prodotto made in Italy, il prodotto fatto in Italia, possa essere un valore aggiunto importante per poter affrontare il mercato internazionale. Noi abbiamo sempre puntato sin dall'inizio ad avere una produzione completamente interna, per cui ci appoggiamo pochissimo all'esterno. Noi nel momento in cui un oggetto inizia dal progetto e esce nella commercializzazione, lo conosciamo in ogni suo minimo dettaglio. Possiamo rispondere a qualsiasi cliente, in ogni fase, in ogni momento, anche della vendita e del post vendita, siamo in grado di poter dare una garanzia che se non attuassimo questa politica non saremmo in grado di poter offrire. Modia è un'azienda nata a fine 2012 che fa accessori moda. Nasce dall'idea di riutilizzare l'acetato di cellulosa, che è il materiale con cui si fanno gli occhiali, sotto un'altra forma. Praticamente, sostanzialmente, ne produciamo collane, orecchini, comunque sia bracciali o accessori moda. È nata da un'idea, appunto, in un periodo di crisi degli occhiali, sfruttare l'alto know-how che c'è in questa zona per fare qualcosa di innovativo. Aderire a questo progetto è stato l'interesse a essere appunto la rintracciabilità dei prodotti, lavorando tutto con Made in Italy, fornitori Made in Italy e comunque una lavorazione interna fatta da noi. La collana finale la puoi trovare anche fatta da fuori, arriva dalla Cina, la troviamo un decimo. Io voglio dargli un valore aggiunto, il fatto di dire è lavorata in Italia al 100%, fornitori italiani, produzione tutta italiana, quindi gli dà un valore aggiunto al prodotto finale. Sarà certificato che la qualità è dall'inizio, dalla materia prima alla spedizione finale, passando per il design, la produzione e tutto, certificata Made in Italy. Afrosegalin nasce da mio nonno quasi 100 anni fa, è un'azienda che ha parecchia tradizione calzaturiera alle spalle
appunto conta 3 generazioni, io sono l'ultima generazione e cerco di continuare questa attività, questa memoria storica, questa cultura e tradizione della calzatura. Siamo abituati a lavorare con il pubblico su misura, in modo artigianale, con calzature completamente personalizzate. Lavoriamo in modo completamente artigianale, dall'ordinazione fino al confezionamento della calzatura. Il cliente entra nei nostri negozi, vede i nostri prodotti che proponiamo, ne decide il pellame, il tipo di lavorazione, lo stile. E noi rileviamo le sue misure con un dispositivo elettronico, uno scanner tridimensionale, con questo elaboriamo la forma e costruiamo e cuciamo le calzature proprio sul piede del cliente. Adesso abbiamo un collaboratore, ci sono io e mio padre e ogni tanto c'è l'ausilio di mia madre che mi dà una mano. È un'azienda familiare, completamente familiare, sì. Noi vogliamo distinguerci rispetto al panorama calzaturiero odierno per il fatto della tracciabilità. Ci teniamo a far sapere alla nostra clientela che tutta la filiera e tutte le merci possono essere rintracciate e quindi certificate per quanto riguarda la qualità e la lavorazione. Quindi la trasparenza, il nostro obiettivo è la trasparenza verso la nostra utenza. E ci aspettiamo che il cliente percepisca la professionalità del nostro ambiente e la possibilità di avere un servizio non solo di qualità, ma anche appunto di trasparenza e tracciabilità dei materiali della lavorazione. La mia azienda nasce nel 1996, quando dopo essermi iscritto al collegio di geometri e aver esercitato la professione per alcuni anni, ho deciso di continuare l'attività iniziata da mio padre fin dal 1962 e che io tra l'altro ho sempre seguito fin da bambino con grande... L'organico della nostra azienda si compone dal sottoscritto, che è il titolare, da un collaboratore familiare, da 5 dipendenti inquadrati come operai specializzati. E noi operiamo prevalentemente nella costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici civili, quali residenziali, commerciali, artigianali, industriali, con qualche lavoretto anche di intervento di manutenzione su scuole e altri edifici pubblici. Questo progetto ci è stato presentato da Union Camera ancora qualche tempo fa a noi dirigenti di Confartigianato, che lo abbiamo supportato e appoggiato fin da subito. Non a caso le adesioni, i partecipanti al corso, 9 su 10 sono nostri soci iscritti. Le mie aspettative hanno una visione molto ampia, infatti già fin dall'inizio uno degli obiettivi che mi sono posto era quello di mantenere costantemente aggiornate le nostre conoscenze e le nostre competenze professionali, sia quella mia che dei miei collaboratori. Il cliente è sempre ha sempre conoscenze sempre più ampie, sia il cliente che i progettisti, quindi il dover confrontarsi con un operatore del settore che ha alle spalle una rete di altri imprenditori preparato e all'altezza delle sue aspettative è fondamentale. Infatti questa mia continua ricerca di formazione, di nuove conoscenze sta pagando proprio in questo periodo dove la crisi morde in maniera importante. Polytop è un'azienda che ha 35 anni di storia, sita a Meduna di Livenza, in provincia di Treviso. Io sono Cestar Renzo, l'amministratore, e produce e commercializza prodotti in polistirolo espanso, oggi Airpop, un materiale importante sia nel settore dell'imballaggio sia nel settore dell'edilizia. Il polistirolo espanso, oggi Airtop, è appunto quel materiale che tutti conosciamo bianco, con delle sfere bianche, che all'interno ha dell'aria stagnante, dell'aria ferma, che questo gli permette di essere un buon isolante termico in edilizia e un ottimo assorbitore di urti per quanto riguarda il settore dell'imballaggio.
attenti proprio a proporre delle nuove soluzioni sul mercato, abbiamo aderito a questo progetto che ci ha permesso in queste giornate formative, sia in aula che poi nell'azienda, di poter pensare a, diciamo, delle soluzioni da proporre sul mercato. Oggi in effetti stiamo portando avanti 2 brevetti e le nozioni ricevute ci aiutano, che nell'intenzione dell'azienda devono tramutarsi in progetto, quindi in business, e quindi dare continuità al progetto imprenditoriale. Siamo un'impresa di piccole dimensioni che però fa cose importanti. Nell'ambito del Collegio Costruttori di Padova diciamo che possiamo essere l'azienda che più si impegna in quello che è la ricerca e quant'altro relativamente alla sostenibilità di fabbricati, al contenimento di consumi energetico, alle prestazioni acustiche e a tutti gli altri aspetti che sono propri di un fabbricato al passo coi tempi. Pur facendo molto ricerca dobbiamo fare le ore in più noi, cioè non ho un ufficio di ricerca e sviluppo ovviamente, però abbiamo una serie di professionisti e partner esterni, tra cui l'Università di Venezia, con la quale ci divertiamo a inventare le cose. Queste cose poi una volta verificate vengono anche applicate, qualcosa succede anche sul cantiere che vedete alle mie spalle. Il rapporto di ANCE Padova col progetto MAS Veneto ha avuto una lettura leggermente diversa. Cioè abbiamo fatto un percorso autonomo e abbiamo interpretato il fatto della ecosostenibilità, di quello che era il tema, con un'idea di portare gli argomenti a una diffusione sia agli addetti ai lavori, cioè praticamente alle aziende partecipanti al Collegio Costruttori, sia ai professionisti, sia a qualche privato, in maniera da portare l'informazione su questo argomento a una platea più ampia possibile. Come l'abbiamo fatto? L'abbiamo realizzata con dei convegni, delle conferenze a tema che hanno avuto un notevolissimo riscontro, perché abbiamo avuto una media di 150-200 persone per evento. Il ritorno è stato al di sopra di ogni aspettativa ed ha creato anche la richiesta di ulteriori informative e di ulteriori eventi che stiamo ragionando, valutando. Di conseguenza direi che ribadisco, è stato ampiamente positivo. La Falegnaia Maria Righetti è presente nel mercato da più di 50 anni, nasce per opera di mio padre, Cirillo Righetti, da noi trasformata qualche anno fa nella Fratelli Righetti. La nostra gamma di prodotti sono gli infissi in legno, gli scuri, le porte interne e i portoncini, assieme al mobile su misura. Tantissimo materiale che arriva, non sappiamo esattamente da dove viene. Il motivo per cui abbiamo partecipato al progetto è l'opportunità di innanzitutto migliorarci, riuscendo ad avere una maggior trasparenza verso il cliente finale per poter offrire un prodotto con una tracciabilità di quello che sono le sue parti, i componenti, per avere un quadro completo del prodotto finale. Siamo soddisfatti delle informazioni ricevute e dell'aiuto ricevuto e auspichiamo che questo passaggio e questo corso possa portare dei frutti nel prossimo futuro. MAS Veneto, moda, abitare sostenibile in Veneto. Questa regione è una regione eccezionale anche dal punto di vista dell'innovazione, questa è vera innovazione. Questo è un protocollo molto importante fatto da Unioncamere, le Camere di Commercio, dove accompagna le imprese a un nuovo modo di fare impresa, un modo sostenibile, un modo innovativo, un modo legale. Quindi quando presenteremo e presentiamo il Veneto anche nell'internazionalizzazione, la presentiamo con queste caratteristiche. Quindi questo è un rapporto di fiducia tra consumatore, cittadino, impresa, ma anche eventualmente nei confronti del mondo intero che volesse venire in Veneto, perché può trovare una regione totalmente diversa rispetto ad altre regioni europee, perché è una regione all'avanguardia proprio perché si sta dando delle caratteristiche diverse: salute, sicurezza,
processi lavorativi green, quindi prodotti energetici, quindi tutta una serie di combinazioni che permetterà alle imprese venete e ai cittadini veneti di presentarsi al mondo con caratteristiche innovative. Quindi questa regione, grazie a questo protocollo, grazie a questo pensiero innovativo, potrà essere in Italia la prima regione a presentarsi al mondo con lo spirito dell'Expo 2015 che tra poco inaugureremo. Quello di salvare il pianeta non vuol dire salvare il pianeta solamente, vuol dire anche tutti insieme costruire un percorso innovativo che porti a presentare i nostri prodotti nel mondo sostenibili per l'ambiente e per le persone e per soprattutto innovare una mentalità innovativa della legalità. Quindi fuori da questa regione tutto quello che non è legale.